Cari telespettatori, è venerdì, come ogni venerdì appuntamento con i pensionati, con chi andrà in pensione, quindi con tutti insomma, e con lo SPCGL del Veneto. Ben ritornato Daniele Tronco, grazie di essere qui con noi, della segreteria organizzativa dello SPCGL del Veneto, e Gino Ferraresso del coordinamento Dipartimento Contrattazione Sociale, grazie anche a lei. Salve. Allora, ci sono diverse tematiche che affronteremo quest'oggi insieme e io come sempre colgo l'opportunità, lo ripeto più volte, vi ringraziamo delle vostre telefonate che noi naturalmente giriamo ai responsabili dello SPCGL e sappiamo che vi richiamano, quindi venite ricontattati, e coloro invece che non ci lasciano il numero, a voi viene lasciato invece il numero di telefono delle sedi provinciali. Comunque è importante chiamare sempre le sedi provinciali dello SPCGL per andare direttamente con tutta la documentazione e farsi controllare la pensione, perché si stanno scoprendo sempre di più tante imperfezioni, piccoli errori, insomma vuol dire soldi che dovrebbero essere ottenuti e che invece non avete avuto, quindi fatevi controllare la pensione presso le sedi dello SPCGL del Veneto. Comunque chiamate anche da noi vi diamo le indicazioni e vi facciamo casomai chiamare, oppure mandate le vostre mail lasciando i vostri messaggi. Allora, ci sono diverse tematiche, dicevo, tra cui una che purtroppo è capitata nuovamente all'attenzione di tutti quanti noi. Voi state facendo qualcosa di molto importante per il terremoto. Sì, abbiamo attivato un conto corrente dove si possono versare contributi volontari che poi sono finalizzati alla costruzione, alla ricostruzione di un centro sociale. Adesso stiamo decidendo se sarà un centro sociale per le popolazioni anziane, degli anziani colpite dal terremoto, o una scuola, perché questa è un'attività che è in stretta relazione con le nostre strutture, diciamo, locali. Abbiamo attivato questa possibilità di fare il versamento, avete visto che magari se dalla regia rimettono la locandina, eccolo là, perché così possiamo prenderci l'IBAN. Lì c'è un IBAN dove si può fare il versamento. Adesso, siccome ci rendiamo conto che è un po' complicato, si può comunque passare in ogni sede dello SPCGL o in sede della CGL del proprio paese, della propria città, e lì abbiamo anche la possibilità di fare un versamento o di 2 euro o di 5 euro con i tradizionali blocchetti che vengono rilasciati. Sono tutte ricevute, tra l'altro numerate e quindi anche codificate, insomma, perché vogliamo che sia tutto molto trasparente e molto controllabile. Questa peraltro è un'iniziativa unitaria dei 3 sindacati dei pensionati, della CGL, della CISL e della UIL, e ripeto, ed è finalizzata ad una iniziativa di aiuto alle popolazioni, non l'aiuto immediato che comunque è opportuno che si faccia, eccetera, ma un aiuto, diciamo, anche nella fase di ricostruzione. Recentemente siamo stati all'Aquila per la nostra festa nazionale di libertà che abbiamo deciso di fare all'Aquila, e abbiamo visto il centro sociale che è stato ristrutturato grazie alla sottoscrizione che i pensionati hanno fatto all'epoca del precedente terremoto. Quindi abbiamo potuto anche verificare direttamente l'utilizzo delle risorse che sono state versate molto generosamente per le popolazioni dell'Aquila. Diciamo che è stato uno degli interventi conclusi in maniera abbastanza celere, perché è stata scelta una ex scuola che non era molto danneggiata ed è stata riattivata, sta proprio in centro all'Aquila, ed è anche un modello che abbiamo teso, come dire, a ripetere anche purtroppo in questa situazione di Amatrice e degli altri comuni colpiti. Ovviamente è una testimonianza della generosità di molti pensionati, per quel poco che si può fare, ma è molto finalizzata appunto alle attività, diciamo, a sostegno delle persone anziane. Che poi è fondamentale, perché gli anziani sono quelli che anche avevano le abitazioni più vecchie, che hanno subito anche delle... Ci sono tante, quelle zone colpite in questo sisma si caratterizzano per la loro polverizzazione sul territorio. Ci sono moltissimi borghi
moltissime realtà, diciamo, decentrate e sono abitate in gran parte da popolazione anziane e dove, perché molti sono emigrati anche verso Roma, verso le città, diciamo, anche delle Marche, Ascoli, eccetera, e quindi in questi posti è rimasta una popolazione mediamente molto anziana. Anche per questo noi ci siamo particolarmente, diciamo, rivolti anche alle strutture, alle nostre leghe che sul territorio sono presenti, per avere delle indicazioni poi operative. Sì. Ovviamente terremo informati sui nostri siti, sui nostri social, diciamo, sull'evoluzione. Purtroppo siamo ancora in emergenza, perché sembrava che fosse in una fase già successiva, ma purtroppo in queste ore ci siamo accorti. In tutte le sedi dello SPI del Veneto c'è la possibilità di fare un versamento anche di pochi euro. Ma è importantissimo. No, tra l'altro, parentesi, però rileva, sarebbero necessari interventi di ristrutturazione su alcuni immobili, ma la ristrutturazione costa soldi. Se è un anziano, un pensionato che non ha disponibilità economica, è difficile anche fare interventi di un certo tipo, e quindi le ripercussioni sono veramente gravose. Quindi in questo momento qua certo, avere almeno una sede sociale dove poter stare è importante. Poi adesso l'inverno alle porte, per cui magari la prossima volta che farete un'incursione in loco ci farete fare la fotografia, così rendete i nostri telespettatori partecipi della sede che è stata ultimata all'Aquila. Quella dell'Aquila ci può già vedere, perché nel sito dello SPI nazionale c'è una sezione legata a quella iniziativa e ci sono le foto del centro sociale, perché peraltro è stato fatto anche un murales all'esterno, la street art, che adesso si chiama la street art, e quindi è visibile anche la soluzione che allora, poi non è passato nemmeno tantissimo tempo, insomma, che è stata fatta. Ecco, a questo proposito, visto che siamo ancora in un tema, non siamo entrati nel cuore dei vari problemi, un paio di telespettatori che ci hanno telefonato, quindi la risposta la ricevete subito, ma serve un po' per tutti gli altri che sono interessati alla medesima cosa. Fare volontariato nello SPI-CGIL, come si può fare, in che cosa consiste? Penso che ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, ma la cosa ha interessato, perché ci sono diversi pensionati che sono inoccupati, diciamo così. Chi di voi può rispondere? Si può rivolgere alle nostre strutture territoriali, ci si avvicina molto semplicemente. Diciamo che noi abbiamo una rete di collaboratori che copre una vasta, diciamo, azione sociale tra i collaboratori diretti nostri, che hanno dei compiti specifici di tutela, di sindacato, questo ma per esempio noi siamo stati la scorsa settimana nel Cadore e abbiamo riunito tutti i nostri volontari, circa un centinaio, che si sono impegnati quest'anno presso i campi della legalità in tutta Italia, in Calabria, anche in Umbria, a Parete, a Caserta. E questo centinaio di volontari gratuitamente mettono a disposizione del tempo per andare a sostenere, diciamo, iniziative, progetti sui beni confiscati alla mafia. Voi sapete che c'è una legge, la legge Pio La Torre, che da diversi anni consente allo Stato di sequestrare questi beni alle organizzazioni mafiose e ai personaggi mafiosi. Questi beni poi vengono dati in concessione a delle associazioni, Libera, l'Arci, l'Arcinova, a varie associazioni, e poi ne fanno un uso sociale. In Veneto ne abbiamo due di questi, ne abbiamo di più di beni, ma noi come SPI collaboriamo per la gestione di due beni sequestrati, uno a Verona, ad Erbè, che è una casa che è stata parzialmente riutilizzata dal servizio sanitario, il servizio di igiene mentale di Verona, delle USL del Veronese, e una parte invece è stata assegnata
alle associazioni, agli scout. Infatti e c'è un incontro anche di generazioni. E certamente in questa casa durante l'estate, quest'anno abbiamo fatto 3-4 turni di varie settimane dove ci sono incontrati studenti, persone molto giovani, ragazzi degli scout e di Libera che da tutta Italia sono venuti a prestare la loro opera, che in buona sostanza si tratta di fare lavori di manutenzione, hanno un grande giardino perché questa è una villa, e in più dibattiti, discussioni, interventi con magistrati, giornalisti. Sono questo ad Erbè, con lo SPI di Verona, con la struttura di Verona, che ha messo a disposizione una decina, una quindicina di volontari che preparavano i pranzi, ma anche partecipavano a queste iniziative, perché c'è proprio uno scambio diciamo, di esperienze, perché molti di questi anziani portano la loro esperienza e la loro vita, e i giovani vanno lì per capire anche molto del fenomeno. Una ce l'abbiamo anche qui vicino a Campolongo Maggiore, che è la villa di Maniero, la cosiddetta villa di Maniero, che adesso è un giardino della legalità che viene utilizzata peraltro anche dalla Regione Veneto con un laboratorio per l'innovazione tecnologica. Dentro c'è una struttura coordinata dalla Regione Veneto per diciamo, un incubatore di un'azienda che produce le nuove tecnologie, soprattutto per le stampanti di nuova generazione, quelle che costruiscono i 3D, e noi come SPI, lo SPI di Venezia in modo particolare, realizza un incontro che dura un certo periodo all'estate con i giovani dell'Arci, che da tutta Italia e anche dal Veneto vanno lì e si fanno un'esperienza che poi si estende anche con la partita della legalità, dove c'è stato l'anno scorso la Nazionale Cantanti, vanno lì magistrati, giornalisti, e c'è una discussione di questo tipo. Come vedete, questo è uno degli esempi. Sono cose fattibili da tutti, non faticose, e quindi avvicinatevi ma se avete interesse sull'alimentazione. Noi abbiamo un sacco di attività appunto che coinvolgono i lavoratori, i pensionati. E quindi sono cose accessibili a tutti e non faticose, perché mi chiedono se sono faticose. Un pensiero ai terremotati, sperando che possano accedere a qualche caserma. 35 euro al dì fino a quando non hanno davvero ricostruito i paesi colpiti. Potrebbero essere un motivo per fare le cose sul serio ed in fretta, perché l'inverno non aspetta. C'è un po' di una battuta relativamente al discorso di altre persone che vengono ospitate. Ritornando a noi, il tema della contrattazione sociale, con chi incomincio? Cominciamo dopo, tanto vi palleggiate la questione che è abbastanza importante. Allora, come siamo messi? Perché adesso c'è stato diciamo un punto di chiusura, sembra, o no? Allora, noi abbiamo fatto come CGIL, come SPI, un seminario recentemente, un seminario regionale nel quale abbiamo fatto appunto il punto della situazione, guardando anche quello che è successo in questi anni rispetto alla contrattazione sociale. Noi abbiamo a livello veneto e a livello nazionale un osservatorio, lo chiamiamo così, che analizza tutti i documenti che vengono prodotti nel Veneto e in Italia e li suddivide anche come specie, cioè ci sono documenti che riguardano verbali, altri protocolli, quindi accordi, altri sono piattaforme. Ogni anno, nel 2015, in tutta Italia sono stati fatti 1 migliaio di documenti, un centinaio nel Veneto. A settembre di quest'anno eravamo arrivati nel Veneto all'incirca su 70 documenti, a fronte però di un'attività di circa 250 incontri, cioè per produrre poi i protocolli verbali c'è la necessità di incontrarsi più volte con le amministrazioni. Quali amministrazioni? Noi ci incontriamo in particolare con i comuni, ma anche con le USL, con le case di riposo e anche con le aziende pubbliche partecipate, le aziende del gas piuttosto che quelle dell'acqua, quelle dei rifiuti.
E di cosa discutiamo e cosa tentiamo di portare a casa? Discutiamo in particolare di tassazione locale, parliamo molto di sociosanitario, perché i comuni hanno un ruolo nel sociosanitario, parliamo di aspetti che riguardano il sociale, quindi gli interventi nei confronti di chi sta peggio, e tentiamo di dare delle regole, degli indirizzi che siano un tentativo di dare uniformità, mettiamola così, nel territorio veneto. Posso fare qualche esempio concreto per capire dove andiamo a toccare, cioè quando si parla di tassazione locale cosa significa? Infatti, che cosa riuscite anche... Quando parliamo di tassazione locale parliamo di addizionale IRPEF, parliamo di IMU, parliamo di Tari, e sulla Tari siamo riusciti in provincia di Treviso a fare un accordo nel quale con l'azienda, con un bacino che raccoglie rifiuti nel Trevigiano, un accordo nel quale i redditi ISEE al di sotto dei 12.000 euro hanno dei benefici in termini di riduzione della tariffa, per esempio. Sull'addizionale IRPEF noi siamo dell'avviso che debba essere applicata in maniera progressiva. In maniera progressiva significa collegandola agli scaglioni del reddito delle persone. Questo, in linea di principio, fa pagare di più a chi ha di più. Purtroppo si prende come riferimento il reddito IRPEF. Poi c'è tutto il reddito effettivamente che può dare valore. In particolare anche, sempre nell'addizionale IRPEF, noi tentiamo di individuare delle soglie di esenzione, quindi intorno ai 12-15.000 euro. Noi chiediamo ai comuni che sotto quella cifra non si paghi l'addizionale IRPEF. Riuscite a ottenere qualcosa? In alcuni comuni noi abbiamo fatto protocolli, ci sono comuni che faccio l'esempio del comune di Arsiero nel Vicentino, che applicava l'addizionale IRPEF al massimo allo 0,8 per tutti i cittadini, e l'ha applicata in maniera progressiva, quindi diminuendo la tassazione nei confronti delle persone che avevano meno, insomma, come reddito. Quindi ci riusciamo. La cosa più importante che noi tentiamo poi di fare è mantenere la spesa nei servizi sociali inalterata, perché sappiamo tutti qual è il periodo difficile che sta vivendo la popolazione, e quindi la povertà che aumenta e le difficoltà delle famiglie, in particolare quelle che si ritrovano da un giorno all'altro a non avere più un reddito da lavoro dipendente, per esempio. E quindi noi stiamo molto attenti rispetto al fatto che ai comuni in particolare, prima di tutto, chiediamo una salvaguardia sugli stanziamenti nel settore sociale. Stanziamenti che noi diciamo ed erogazioni che devono essere date ai cittadini e alla popolazione esclusivamente utilizzando l'ISEE. Perché noi pensiamo che questo sia lo strumento migliore per garantire equità nella distribuzione delle risorse, perché purtroppo di furbetti in giro ce ne sono tanti. Sì, questo fanno il male degli altri. Poi parleremo anche di furbetti in generale, perché parleremo anche di fisco, proprio alla luce di queste non sono emergenze, di queste situazioni che continuano a verificarsi. Diamo un primo messaggio: finché la ricostruzione si basa solamente sul tirar su 4 mura, alla prossima scossa cadono giù di nuovo. In Giappone farebbero i salti di gioia per avere l'entità di terremoti che abbiamo noi, non crollerebbe niente, qui casca tutto a pezzi, anche se certi paesi medievali è davvero difficile renderli antisismici. Bravo. E questa purtroppo è una grande realtà, è una grande difficoltà a rendere antisismici, anche perché poi sono state fatte delle costruzioni antisismiche che tali non erano, per cui ai noi. Anzi, bisogna dire che proprio in questa occasione si sta verificando che alcune abitazioni hanno resistito, quelle più antiche, quelle più vecchie, perché avevano una capacità costruttiva
che adesso vabbè, qui non siamo dei tecnici, no, ma avevano una tecnica a costruttiva dove legavano gli angoli, per esempio, che hanno retto di più dei palazzi costruiti recentemente con metodo antisismico, con sistemi che dovevano essere antisismici e in realtà antisismici non erano, insomma. Infatti, ma questa infatti è la beffa purtroppo della situazione. Appunto, dicevo, alla luce di queste situazioni di dissesto economico di molte famiglie, molti anziani che hanno chiamato dicevano: noi reggiamo la famiglia, abbiamo la responsabilità di dare reddito a nipoti che non ce l'avranno mai, a figli che arrancano, quindi c'è questo problema qui. Come tecnicamente voi vi muovete? Cioè per rivolgersi al sindaco di Arsiero della situazione, per fare un esempio, per chiedere che possa derogare, è su sollecitazione del privato oppure su vostra iniziativa? Le famiglie italiane sono quelle che più risparmiano e investono su una casa propria, eppure siamo in seria difficoltà. Se poi ci si mette pure la calamità naturale, cosa dobbiamo fare? Ai posteri l'altra ai posteri l'altra sentenza. No, allora, intanto noi di intervento di cui parlavamo. Noi facciamo un'attività dove analizziamo i bilanci comunali. Abbiamo come SPI del Veneto realizzato delle intese con l'IRES, in questo caso del Piemonte, perché esiste la possibilità, e l'avevamo fatto anche noi con un progetto che chiamavamo Nobel, dove andavamo proprio a prendere i bilanci comunali, che sono atti pubblici, che sono reperibili, e facevamo un'analisi di dettaglio dei bilanci di tutti i comuni. L'abbiamo fatto l'anno scorso. Adesso lo rifaremo prossimamente. Questa è un'iniziativa che parte anche da Roma, cioè nel senso che anche a Roma abbiamo uno stimolo per realizzare anche degli strumenti tecnici per poter realizzare con degli esperti, per poter vedere in ogni comune, prendendo proprio il bilancio. Adesso faccio una battuta, in molti casi siamo noi che diciamo perché voi sapete che i bilanci nei comuni, vabbè, c'è la parte politica ma c'è la parte tecnica. In molti casi la parte politica diciamo che non sa proprio nel dettaglio leggere bene nel dettaglio i bilanci comunali, quindi noi svolgiamo anche un ruolo di diffusione della conoscenza, perché ci sono alcuni aspetti proprio dentro i meccanismi dei bilanci che possono essere usati a favore di determinate fasce di popolazione, soprattutto la popolazione. Prima Gino faceva un esempio, no? Se tu mantieni inalterato il gettito ma lo distribuisci in maniera più equa, cosa succede? Che le persone più povere che hai nel comune vengono gravate meno di altre, perché ci sembra abbastanza ingiusto che paghino tutti alla stessa maniera, avendo una disponibilità di reddito totalmente diversa, no? Quindi bisogna leggere i bilanci, e noi abbiamo questo osservatorio che cerchiamo anche di diffondere il più possibile con un'operazione capillare, perché poi questi incontri, che sono peraltro anche difficili da ottenere, perché prima Gino dava dei numeri, no? Solo una piccola parte dei comuni si siede attorno a un tavolo e sigla un accordo, magari attorno a un tavolo si siedono in parecchi, però poi non si riesce a realizzare un accordo, diciamo, che porti dei risultati. Si fanno magari dei verbali delle riunioni, questi verbali sono moltissimi. La cosa che invece sta emergendo in Veneto è che, facendo un'analisi dei bilanci, andando con competenza, e stiamo attrezzando provincia per provincia dei competenti, fra poco avvieremo un corso sulla contrattazione sociale per attrezzare una rete diffusa di persone in grado di interloquire con i decisori, che sono i comuni, per poter realizzare. Lui citava un esempio, si potrebbe citare anche l'esempio di una grande azienda del gas del Veneto, di cui non faccio il nome, di cui abbiamo realizzato un'intesa che porta a un risparmio anno per quelle fasce di reddito che diceva prima Igino di circa addirittura più alte, 21.000 euro. 20.000, è stata modificata quest'anno. 25.000 euro.
euro. E abbiamo realizzato un'intesa che procura a queste persone un risparmio anno di 150-200 euro, che di questi tempi non è poi una cosa da buttare via. La risorsa anziani vale tantissimo anche per queste iniziative, che il governo non ci consideri solo come una mucca da mungere. Detto questo, andiamo subito in pubblicità, poi torniamo con voi.